Le elezioni politiche del 27 e 28 marzo decretano il trionfo del Polo delle Libertà. Forza Italia, Lega Nord e i riformatori di Pannella fanno il pieno conquistando i 7 seggi disponibili per Montecitorio e le poltrone di Palazzo Madama. È un successo che va al di là di ogni più rosea aspettativa. La coppiata Berlusconi-Bossi si assesta al 39% dei consensi al Senato, toccando addirittura il 45,2% alla Camera. L'unica riconferma è quella della leghista Mariella Mazzetto, che di lì a poco sarà nominata sottosegretario alla pubblica istruzione. A Roma approda una squadra di debuttanti. Gli esponenti del Carroccio Flavio Rodeghiero, Giorgio Vido e Massimo Aliprandi entrano alla Camera assieme a Riccardo Perale di Forza Italia, mentre i forzisti Luciano Merigliano, ex rettore dell'Ateneo Patavino, Elisabetta Alberti Casellati e Giovanni Zaccagna rappresentano Padova al Senato. Completano l'elenco dei neoeletti il pugliese Peppino Calderisi e la piemontese Emma Bonino, candidati dei riformatori di Pannella. Con i voti del proporzionale staccano il biglietto per il Parlamento anche Giancarlo Galan, coordinatore dei club di Forza Italia per il Veneto, ed il popolare Tino Bedin, che conquista a sorpresa un seggio in Senato. Il giornalista della Difesa del Popolo rappresenta l'unica eccezione in una tornata elettorale a senso unico che ha sancito la sconfitta dei progressisti, fermatisi al 22-23%, la sostanziale tenuta dei pattisti, con un consenso oscillante tra il 20 e il 21%, e la crescita di Alleanza Nazionale, salita con le sue sole forze ad un lusinghiero 9%. Padova ha inviato quindi a Roma una squadra con il preciso mandato di governare, un compito cui un polo delle libertà ormai in frantumi non sembra più in grado di assolvere.